Parliamo adesso di viabilità e torniamo sulla Cimpello Sequals. Sarà oggetto il tratto in questione di importanti interventi dal punto di vista della sicurezza. Nelle scorse ore si è tenuto un importante incontro che ha visto protagonista tra i vari attori il prefetto di Pordenone Manno, ma anche l'assessore regionale alle infrastrutture Cristina Mirante. Sentiamo. Entro fine marzo Friuli Venezia Giulia Strade, in quanto gestore della regionale 177, provvederà all'installazione di 2 autovelox fissi, uno più a sud in comune di Zoppola e l'altro a nord in comune di Spilimbergo. Inoltre, sempre nel breve periodo, verranno attuati altri 2 interventi che puntano a migliorare la sicurezza, in particolare rispetto alla velocità elevata e al sorpasso pericoloso. Il primo riguarderà in via sperimentale la segnaletica verticale, con il posizionamento nel centro della carreggiata di una linea continua sonora nei tratti caratterizzati da dossi, curve o svincoli. L'altro provvedimento punta a rafforzare la segnaletica verticale attraverso l'installazione di lampeggianti con relativa cartellonistica al fine di informare sulla presenza dei controlli, in modo da costituire un deterrente sia rispetto all'alta velocità che rispetto ai sorpassi pericolosi. Ad annunciare i provvedimenti che scatteranno nelle prossime settimane l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Mirante questa mattina nel corso di un vertice convocato dal prefetto di Pordenone Natalino Domenico Manno per fare il punto sulla sicurezza stradale, in particolare lungo la Cimpello Sequals, dopo il recente incidente stradale che è costato la vita a 3 persone. Nell'incontro in prefettura erano presenti, oltre ai vertici provinciali delle forze dell'ordine, anche i sindaci dei comuni interessati dall'attraversamento della strada. Oltre ai provvedimenti che saranno posti in essere nell'immediato, l'assessore ha anche illustrato le intenzioni della regione da attuare al fine di incrementare la sicurezza dell'arteria stradale nel medio-lungo periodo. Lungo la strada proseguito a Mirante il flusso di traffico è destinato ad aumentare per 2 fondamentali ragioni. In primo luogo, con la recente apertura della Pedemontana Veneta si stanno registrando incrementi di traffico sulla 28 e di conseguenza sulla Cimpello Sequals. Inoltre i flussi aumenteranno anche con il prolungamento, la cui progettazione è allo studio della regione, della strada in direzione Udine Nord. 2 condizioni che spingono, fa sapere l'esponente della giunta regionale, a valutare un raddoppio delle corsie, non tanto per creare un'autostrada ma per riprodurre l'attuale situazione con doppia corsia per ciascun senso di marcia e barriere centrali presente nel tratto tra lo svincolo di Cimpello e la rotonda di Pian di Pan, dove l'incidentalità è decisamente minore. Nel vertice in prefettura si è anche stabilito che si attuerà un incremento dei controlli stradali attraverso le strumentazioni mobili di rilevazione della velocità lungo l'intera tratta, anche attraverso un tavolo di coordinamento tra la polizia stradale e i corpi di polizia locale dei comuni che sono coinvolti dal passaggio della regionale 177. Restiamo sul tema, continuiamo a parlare in particolare di incidenti, di tasso di incidentalità insieme a Raffaele Padrone della FSP Polizia. Grazie intanto per essere in nostra compagnia. Grazie a lei direttore, grazie ai telespettatori. Facciamo il punto, insomma, la strada in questione è un tratto sensibile, si parla effettivamente di diversi interventi, secondo lei tutto sommato potrebbero essere efficaci al fine di diminuire il tasso appunto di incidenti? Ma come dicevo la volta scorsa, quando parlavamo di questo argomento, insomma, con il suo collega, abbiamo un po' analizzato la situazione. Io francamente sarei partito direttamente, ovviamente, con una spesa maggiore che è quella di mettere il guardrail che parte da Zoppola e arriva fino su, perché se guardiamo le statistiche accidentali e le dinamiche sono sempre quelle legate non solo alla velocità, ma ovviamente al sorpasso, Certo. Sorpasso anche dove non è consentito. Però è questo che poi ho saputo anche idea portata avanti dall'assessore Amirante e quindi un plauso sicuramente a lei va, però parliamo ovviamente di una spesa importantissima. Io credo che poi sulla sicurezza non dobbiamo guardare effettivamente la spesa per la sicurezza, ma ben è venuta la sensibilizzazione del signor prefetto, perché quella, qualcuno l'ha definita strada della morte, io dico non è la strada della morte, sono gli automobilisti che cedono col pedalino dell'acceleratore e azzardano il sorpasso magari anche laddove Certo. ovviamente non è consentito, ma nella velocità di superare i 90 km all'ora.
c'è stata questa, ho visto che avete riportato nel servizio, c'è stata questo incontro importante, ci sarà ovviamente una collaborazione con le altre forze di polizia, questo è scaturito insomma in questo tavolo tecnico, sicuramente una collaborazione importante con le altre forze di polizia, perché da soli la Polizia di Stato sicuramente non sarebbe in grado di effettuare un servizio costante solo su quel tratto di strada, e quindi laddove non è stato possibile trasformare questa strada in superstrada, e quindi con la delimitazione del guardrail, sono venute insomma a galla le altre forze di polizia che ci danno una mano, e sicuramente io dico molta attenzione, perché da quando scatterà questo sistema ci saranno degli autovelox che faranno media, quindi non il classico autovelox normale, quello Certo. di rilevamento della velocità, ma un autovelox, due, e se no anche in qualche uscita la media di velocità, quindi più o meno da lì non si scappa, perché è vero che uno può fare un tratto a 150 all'ora e uno a 20, però ne viene calcolata la media, quindi Certo. attenzione. È un po' come succede nelle autostrade italiane, sono cambiati anche gli autovelox sulle tratti autostradali. Anche lì tassi in aumento, tra l'altro. Sì, anche lì abbiamo un forte aumento degli incidenti stradali, parliamo di migliaia di morti, e quindi quando si parla di migliaia di morti significa che qualcosa bisogna fare. C'è questa campagna, ripeto, di sensibilizzazione, il prefetto di Pordenone, il dottor Manno, ne ha subito preso atto, e ripeto, con le difficoltà che poi si riscontrano nel tirare fuori i soldi, nel trovarli soprattutto, qualcosa si farà, poi ci saranno delle corsie luminose, insomma, ci sono parecchie cose che si possono fare per quantomeno porre delle attenzioni e Certo. dei deterrenti, perché ognuno poi deve essere cosciente e responsabile di se stesso. Il problema, dico sempre, che se tu fai un incidente e perché vuoi azzardare, perché sei ubriaco, perché sei sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e ti ammazzi da solo, te lo sei cercato. Il problema è uscire di strada, sbandare, trovare un povero disgraziato che torna a casa dal lavoro, o una famiglia che torna da una gita fuori porta, e ammazzare 3-4 persone. Quello diventa la cosa che non quadra e non va bene. Ecco, guardando alla questura di Pordenone invece bisogna aspettarsi importanti novità per le prossime settimane? Ma innanzitutto l'arrivo definitivo di queste ultime persone che dovrebbero arrivare, e quindi comporta questa decina di persone che tra la fine di dicembre del 2023 a quelle di questi giorni, che verranno assegnate in fase di definizione definitiva di questi 10 agenti. E poi c'è il passaggio importante: attualmente la questura è retta dal signor vicario con grande professionalità, però è giusto che una questura venga diretta da un questore, che credo, da notizie di corridoio romano, penso che nella prossima settimana avremo anche il nuovo questore della provincia di Pordenone. Quando sarà lo ricorderemo e lo saluteremo. Adesso insomma è presto sia per fare il nome che il cognome, però di mia conoscenza, quindi insomma auspico che si trovi bene nella città di Pordenone. Proviene da una grande città e quindi saprà sicuramente fare del suo meglio. Lo aspettiamo, e nel frattempo la sede è vacante. Grazie Raffaele Padrone per essere stata con noi. Piccola pausa pubblicitaria, non cambiate canale, torna tra pochissimo l'informazione di Telepordenone. Grazie.